E naturalmente non può mancare il cannolo siciliano, guardate qui, abbiamo due tipologie di cannolo. Ecco, perché sono diversi? Quelli che vediamo sono due cannoli diversi. Il cannolo con i canditi e il cannolo senza canditi per chi lo preferisce. Perfetto. Allora avviciniamoci, andiamo a vedere da vicino come prepariamo questo cannolo. Prendiamo la cialda. Il segreto di un buon cannolo qual è? Un buon cannolo è sempre dalla filiera, partiamo con la scelta delle materie prime, la lavorazione ormai con anni e anni di esperienza e quindi è fatta una lavorazione ottimale per raggiungere il migliore effetto che ci possa dare il nostro cannolo. Questi buchi che vediamo è proprio la particolarità, quindi... Sì, questa è la particolarità che viene fatta in cottura, data dalla graduazione del vino che mettiamo come base liquida nell'impasto. Quindi si aggiunge il vino nell'impasto? Viene impastato con un vino con una gradazione alcolica già prestabilita per creare questo effetto. E poi lo si riempie quindi poco prima di gustarlo? Sì, il cannolo deve essere sempre farcito poco prima di essere gustato, in modo da mantenere la croccantezza della cialda, che invece nel caso contrario assorbe l'umidità della ricotta e diventa un po' più molliccia e poi l'effetto non è più uguale. Andiamo a spolverare con una spolleratina di zucchero a velo. Voilà, il nostro cannolo è pronto. Ma qual è il cannolo più richiesto? Quello con i canditi oppure quello senza canditi? Ma normalmente noi l'abbiamo fatto sempre con i canditi, perché la tradizione vuole così e noi siamo molto affezionati alla tradizione. Però notiamo che in questi posti dove c'è molta gioventù, molti ragazzi, proprio c'è una grande richiesta del cannolo senza canditi, anche con un'aggiunta di qualche goccina di cioccolato, quindi diciamo che abbiamo una versione innovativa del cannolo per i giovani. Accontentate tutti quindi. Cerchiamo di fare del nostro meglio sempre. Ecco, siete oggi a Note Gustose a Brolo, è la prima partecipazione oppure avete già partecipato agli altri anni? Noi partecipiamo dal primo anno che è partita questa manifestazione, siamo sempre ben lieti di ritornare e di ritrovare le persone che ci aspettano. Come mi ha detto stamattina uno degli organizzatori quando sono arrivato, la prima cosa che mi ha detto è: le persone mi chiedono ma i cannoli ci saranno quest'anno? Quindi questa già è una grandissima gratificazione per noi. Siete quindi ormai affezionati anche a questo territorio, il territorio messinese, perché vi abbiamo visto anche a Giosa Gustosa, ma voi venite dal Palermitano? Noi veniamo da Santa Cristina Gela, che è un piccolo paesino nella provincia di Palermo, e grazie al nostro cannolo giriamo un po' la Sicilia, sia nella stagione estiva sia nella stagione invernale, per far conoscere il nostro prodotto o, per meglio dire, per continuare a incantare i palati che già ci hanno conosciuto. Ecco, però magari nel vostro paesino, nel vostro borgo proponete anche altre specialità, tra queste la sfince. Sì, noi abbiamo una bella pasticceria a Santa Cristina dove facciamo tutto quello che è il dolce della pasticceria. Diciamo che il nostro cavallo di battaglia sono i dolci a base di ricotta, quindi abbiamo la sfincia, abbiamo la cassata, il cannolo e tutti i dolci della tradizione fatti con la ricotta, a parte poi tutta la pasticceria moderno. Beh, non resta altro che lanciare un saluto agli amici di Bella Sicilia Onda TV, quindi... Grazie a tutti, un abbraccione, a presto. Ciao ciao. Buonasera. Buonasera a te. Ci vediamo di nuovo. Come stiamo? Ciao. Ciao. Quindi gustiamo il cannolo adesso. Gustiamo il cannolo. Ha già scelto il cannolo da gustare? Ancora no. A fine serata, prima il salato poi il dolce. Come sta andando? Note gustose? Bene, bene, bene. Ok, grazie, ciao. Io sono con la birra, stiamo incominciando. Abbiamo la birra quindi artigianale, perché naturalmente Note Gustose mette in evidenza anche la birra artigianale. Assolutamente, abbiamo iniziato a Brolo tanti anni fa, siamo stati tra i primi a proporre la birra artigianale negli street food e oggi è una bella realtà. Bene, allora si può mangiare, gustare e bere ottima birra siciliana. Assolutamente sì. Grazie, ciao ciao.